Risultato, bombardare per un giorno non serve a niente. Come funziona la mente umana? Funziona così, che i generali dicono: allora bombardiamo per 2 giorni. E infatti si comincia a bombardare per 2 giorni prima di attaccare. Va tutto allo stesso modo. Allora bombardiamo per 3 giorni. Nel 1916 siamo arrivati al punto che prima di attaccare sulla Somme, 1 luglio 1916, gli inglesi bombardano per una settimana. Allora, ovviamente non è che non fa niente bombardare per una settimana, uno non vorrebbe essere nei panni dei fanti tedeschi che se ne stanno nascosti nei loro bunker per una settimana con il mondo che gli esplode fuori. Fatto sta che neanche dopo una settimana non basta. Quando gli inglesi vanno all'attacco ci sono ancora abbastanza tedeschi pronti per falciarli. A questo punto, io sono sicuro che ci saranno stati dei generali che avranno detto: beh, allora 8 giorni.